Grazie per avermi introdotto, ringrazio anche Veneto Agricoltura e la regione Uvive per darmi questa possibilità di raccontare la situazione del vigneto veneto e quello che sta vivendo un po' i nostri viticoltori. Mi ha coadiuvato e coordinato il mio collega, il dottor Lucchetta, nell'elaborazione dei dati che vi presenterò oggi e che ho l'onore e l'onere di presentarvi. Ma noi abbiamo veramente un onore di raccontare quello che in realtà una rete di collaboratori sparsa nel territorio veneto, presenti, attori di primo ordine presenti un po' nel territorio veneto, ci permette di raccontare quella che è una situazione viticola del territorio. Sono ben 16 i partecipanti che hanno risposto ad un questionario e mi piace un pochettino, sarò anche ripetitivo, ma io credo che sia veramente l'essenza di questa presentazione, questi collaboratori, questi amici, insomma, che ci aiutano a raccogliere questi dati e che oggi ho appunto la possibilità di presentarvi. Come vedete sono sparsi un po' nella parte orientale e occidentale della regione, abbracciando un po' tutta la situazione viticola regionale, sia le situazioni di pianura, sia le situazioni di collina, cercando di dare un quadro che sia il più dettagliato possibile. Ma ora veniamo un po' a quello che è il cuore della presentazione. Come sapete le modalità sono sempre le medesime, quindi noi sottoponiamo un questionario a questi a direttori di cantina, direttori di consorzi, agronomi di studi di consulenza o di centri di saggio, e poi ci ritorna questo questionario e noi elaboriamo le risposte. Inizio un pochettino mi piace sempre partire da una domanda aperta, da una risposta emozionale, no? E chiedo un pochettino qual è stato l'elemento che in qualche maniera ha caratterizzato questa prima parte della nata viticola. E come vedete qui, vedete che la maggior parte, un po' come ci ha ricordato anche Francesco, che nella presentazione precedente, le piogge sono state sicuramente l'elemento caratterizzante di questa prima fase. Quelle di maggio l'abbiamo visto, anche secondo me molto efficace con i nuovi grafici che ci ha fatto vedere Francesco, e questa alternanza anche di basse temperature e sbalzo termico è stato un altro degli elementi che più hanno interessato il vigneto. Naturalmente è una risposta non tanto di tipo climatica quanto di problematica del vigneto veneto, quindi un punto di vista del viticoltore. Abbiamo visto prima la prima domanda che abbiamo chiesto. Naturalmente le domande sono un po', ripercorrono quello che è anche la cronologia della stagione, no? La prima domanda che abbiamo fatto era un pochettino la mancata produzione, diciamo, dovuta alle gelate primaverili, no? Siccome io un po' anche il dovere un pochettino di dettare un po' la linea su quella che può essere una previsione di produzione, vedete come il 60% degli intervistati ha detto che nella sua zona di pertinenza c'è un danno da gelo variabile tra il 0 e il 5%. Non significa 5, non significa però nemmeno 0, significa variabile. Ed è la conseguenza di quella, io l'ho chiamato eruzione di area artica, ma più correttamente forse il dottor Eck che mi ha preceduto, una saccatura artica fredda del 19 e del 21 di aprile, e ha causato questi problemi che il 60% degli intervistati ha riportato, quindi 6 persone su 10 nella sua zona di pertinenza ci riportano dei danni da gelo, più o meno variabili, ma limitati certamente, ma presenti. La grandine abbiamo sentito un po' prima, non mi ero accordato col dottor Eck, ma ci ha fatto vedere bene quella slide, e quindi anche qui la maggior parte degli intervistati lamenta pochi danni, ed effettivamente un po' in linea con quanto ci ha fatto vedere prima. Le situazioni più problematiche sono state quelle tra Veneziano e Trevigiano nella zona del portoghese. Poi ho messo la zona di San Zenone, forse è stata quella un pochettino più colpita, ma tutta quella fascia che abbiamo visto, che va da Oderzo in realtà fino a Marostica, che è stata interessata da quegli intensi fenomeni piovosi che ci ha fatto vedere prima Francesco, ma anche che coincidono con eventi grandinigini, sono state sicuramente le zone più colpite dalla grandine. Approfitto un attimino per farci un pochettino di pubblicità, raccontare un pochettino quello che facciamo noi. Questo è un progetto Fenometeo che stiamo portando avanti con Radar Meteo, con Difesa Archetipo,
per cercare di costruire un sistema della gestione del rischio in agricoltura, dalla raccolta dei danni fino alla simulazione dei danni. Noi come CREA abbiamo il compito grazie a dei progetti progressi, grazie alla nostra collezione di Susegane, di raccogliere informazioni in realtà di fenologia. Quali sono uno degli output, almeno quello che ci riguarda più da vicino come CREA? Vedete, questa è la regione Veneto in 3 diversi momenti nel 2022. Le aree in giallo, se vedete la prima immagine da sinistra, rappresenta il momento in quale si verifica quel dato evento fenologico. In giallo è l'evento fenologico del germogliamento di una determinata cultivar. Naturalmente incrociando questi dati agronomici a terra di rilievo del momento fenologico con i dati meteorologici, riusciamo a ricostruire queste mappe predittive della manifestazione di quel determinato evento in una determinata area. Vedete come il 6 di aprile è colorata maggiormente la parte occidentale della regione, il Vicentino Veronese, la parte dei Colli Ergani e dei Colli Iberici. Poi il 9 di aprile inizia a colorarsi un po' tutta la regione, e il 15 di aprile vedete che solo l'area della Pedemontana, del Bellunese, delle Alpi Venete è esclusa dall'evento del germogliamento, e quindi questi dati, uniti poi a quello che è un possibile dato di danno in una determinata periodo, ci permette poi di ricostruire, di dare una visione un po' più completa di quella che è la situazione di danno per una determinata cultura, in questo caso della vite, ma il progetto prevede di ispezionare una serie di culture. Vi faccio vedere faccio una piccola digressione, ma voglio un attimino, è solo una slide, ma vorrei raccontare quello che hanno fatto dei colleghi francesi. Questa è una pubblicazione del 2017 relativamente al problema chiamiamolo problema dei ritorni di freddo del gelo. Abbiamo visto come questi ritorni di freddo ormai nelle ultime annate siano sempre più ricorrenti anche da noi. Non abbiamo forse un vero e proprio database della manifestazione di questo danno, ma così parlando con gli addetti sembra, ero settimana scorsa anche a Conavio, Compagnia Nazionale di Viticoltura, non solo noi ma anche altri colleghi, soprattutto del Trentino, lamentano queste maggiore problematica dei ritorni da freddo e quindi di gelate dei nostri vigneti. Questa è una pubblicazione, come dicevo, dei colleghi francesi. Faccio vedere solo questo grafico, vedete come è diviso in 2 parti. Riguarda la varietà Chardonnay nella zona dello Champagne. La prima parte, i 4 box plot di sinistra, riguardano il periodo dal 1980 al 2029, i 4 box plot di destra riguardano il periodo dal 2070 al 2100. Nell'asse verticale sono riportati i DOI, i Day of the Year, quindi i giorni dall'inizio dell'anno. Cosa viene raccontato in questa pubblicazione, che è molto, molto bella e anche completa? I 3 box plot rappresentati in colorati indicano quello che è la manifestazione di un determinato evento seguito prodotto da 3 diversi modelli. Quindi intorno al 120° giorno dell'anno abbiamo la manifestazione dell'evento germogliamento per la cultivar Chardonnay nella zona dello Champagne. Vedete come in una proiezione da qua a fine del secolo, pur essendo sempre dei modelli, questo periodo di germogliamento si anticipa di circa una trentina di giorni, passando dal 120° giorno più o meno al giorno 90°, seguiti 3 box plot colorati. Quello invece nero rappresenta l'ultimo evento, l'ultima gelata. Vedete come nei 30 anni dall'80 al 2009 in realtà il 50% degli eventi, quindi dalla linea orizzontale fino all'ultimo baffo, diciamo, in cima dove c'è scritto 100%, prende, tra virgolette, racchiude una determinata fase fenologica che non è quella del germogliamento completo. Quindi teoricamente prende una parte dei vigneti che vengono, il ritorno dal freddo prevede di colpire una parte dei vigneti germogliati. Alla fine del secolo vedete come in realtà c'è una sovrapposizione tra il block spot delle gelate e quelle della manifestazione dell'evento del germogliamento. Quindi dallo studio si evidenzia come in diverse zone viticole della Francia, che ha delle latitudini simili alle nostre, l'anticipo di germogliamento a seguito del cambio climatico aumenta anche quello con il rischio di gelate tardive. Quindi naturalmente sappiamo come il vigneto Veneto il vigneto in generale ha una durata di 20-30 anni. Queste proiezioni ci aiutano anche a mettere in atto degli accorgimenti per evitare proprio un pochettino, ci danno la possibilità di prevedere cosa succede, di capire
e di capire, di anticipare delle situazioni climatiche che non siamo consuete, come abbiamo sentito prima. Torno un pochettino alle nostre schede, le schede che abbiamo un po' raccolto. Questa è la situazione del germogliamento del 2024 per le 5 varietà della Regione Veneto, dal marzo all'aprile di quest'anno. Vedete come siamo in anticipo, è una conseguenza naturalmente di quel caldo anomalo che ha interessato un po' tutto l'inverno e in particolare marzo fino alla prima quindicina di aprile, come abbiamo sentito prima. Siamo un germogliamento che è in anticipo rispetto alla passata stagione di almeno una quindicina di giorni. Qui è un dettaglio sulla DOC Prosecco, grazie a un progetto in collaborazione appunto con il consorzio DOC Prosecco. Nell'immagine che vedete in alto a destra, di 25 marzo, abbiamo il germogliamento per la cultivar agraria nella Pedemontana orientale. In basso a sinistra gli istogrammi indicano la differenza in 6 diverse aree della DOC Prosecco. Vedete come i Colli Iberici eravamo un po' in anticipo rispetto alle altre zone, dove al 25 marzo avevamo già la prima, seconda foglia di stesa. L'8 indica la fase di germogliamento, il BCH8 indica la fase di germogliamento. Nelle prealpi invece venete, quindi siamo nel Bellunese, alle 5 di aprile non avevamo ancora raggiunto il momento del germogliamento. Abbiamo poi chiesto qualche numero sulla fertilità, purtroppo qua il grafico è leggermente tagliato, scusatemi. La fertilità potenziale del 2024 rispetto al 2023, l'istogramma in rosso indica per una minore fertilità, è tagliato le parole minore, uguale e maggiore, quindi minore in rosso rispetto al 2023 sia per la cultivar agraria che la cultivar Pinot Grigio, quindi è un po' la conseguenza anche del maggio. Sappiamo come la differenziazione delle gemme inizia l'anno prima per la vite, e le temperature di maggio dell'anno scorso hanno in qualche maniera decretato quella che è la produzione di quest'anno con una minore fertilità potenziale quest'anno rispetto all'anno precedente, sia per l'agraria che per il Pinot Grigio. Una situazione invece un pochettino più variegata, un po' diversa per la parte orientale della regione. Qui il grafico è uscito in maniera corretta. Vedete come in realtà qui nel Veronese abbiamo una situazione un pochettino più diversificata. In particolare per la Corvina mi riportano che soprattutto in situazione di collina abbiamo vigneti nel quale c'è una buona produzione e altre situazioni invece nelle quali questa produzione è carente, quindi una situazione abbastanza variegata a seconda del vigneto. Abbiamo poi chiesto, ma il freddo e la piovosità di maggio in qualche maniera ha avuto ripercussione sulla fisiologia della pianta? Naturalmente le risposte sono state aperte e variegate, e quindi si è passati da chi ci ha detto un rallentamento del sviluppo vegetativo, soprattutto una difficoltà magari a cimare, ma che in realtà significa una difficoltà a fare una serie di interventi di potatura verde alla pianta, naturalmente per accavallarsi in particolare in questo periodo di una serie di operazioni culturali e agronomiche che vanno dalla difesa alla potatura verde e non permettono, che devono essere calendarizzate, ma che a seguito degli eventi piovosi non sempre è facile riuscire a intervenire in maniera tempestiva, quindi si va da situazioni nelle quali abbiamo vigneti dove si è riusciti magari ad entrare, ad intervenire, magari in situazioni di collina dove l'acqua defluisce velocemente, ma in situazioni di pianura dove questo decorso dell'acqua, magari in vigneti dove non sono stati ben drenati, non è possibile intervenire, e quindi magari una situazione variegata, ma in generale possiamo dire che il vigneto veneto si trova in una buona situazione dal punto di vista vegetativo. E difatti la vegetazione si presenta con qualche giallume, più o meno il 50% intervistati lamenta la presenza di qualche giallume, che molto probabilmente a seguito di questo innalzamento delle temperature e fine degli eventi piovosi forse aiuterà a ristabilire il nostro vigneto. La data di fioritura. Abbiamo visto prima nella presentazione del dottor Eck come in realtà dal metà di aprile c'è stata una incursione di aria fredda, tutto il periodo di maggio è stato più o meno più freddo rispetto a quanto ci eravamo abituati, e difatti anche si è allungato un po' quel periodo che va tra il momento del germogliamento alla fioritura. Questo ha fatto sì che ha portato la fioritura oggi siamo più o meno
5-8 giorni in anticipo rispetto alla passata stagione. Quindi siamo passati dalle 2 settimane di aggiornamento a circa 5-8 giorni di anticipo rispetto alla passata stagione. Alcune informazioni sulla legagione e sulla fioritura, anche qua purtroppo sto leggermente tagliato, quindi gli ultimi 2 istogrammi in realtà chiedevo come è venuta la fioritura, e la maggior parte degli intervistati ha riportato non in idonee condizioni. Questo naturalmente ha influito un po' su quella che è la percentuale di legagione, dove quasi il 90% degli intervistati ha riportato una situazione di allegagione un po' più bassa rispetto alla passata stagione, quindi grappoli sicuramente un po' più spargoli e naturalmente anche un po' meno pesanti, anche se sappiamo come se esista un effetto di compensazione poi da qui alla fine della stagione, però al momento questa è la fotografia ad oggi. La prima domanda invece è la pulizia dei grappoli. Vedete come in qualche maniera almeno le piogge intense hanno aiutato un pochettino a pulire i grappoli dagli abbozzi fiorali. Questi hanno permesso, questo forse ha favorito un pochettino appunto la pulizia, provenendo da quella che è poi una situazione di una possibile insorgenza di botrite che negli abbozzi fiorali trova un substrato organico ideale per la sua proliferazione. D'altro canto, in particolare nel veronese, mi viene segnalato una difficoltà un po' di intervenire con le defoliatrici pneumatiche, quindi a fare una pulizia accurata del grappolo, soprattutto per le cultivar a grappolo compatto come i Pinot, i Chardonnay, ma anche e soprattutto quelle che devono essere riposte al fruttaio per dare poi i famosi, per dare a Marone i vini da appassimento, che sono sicuramente un elemento fondamentale per il nostro traino commerciale. Malattie fungine. Ho diviso un pochettino la domanda tra chi segue il metodo biologico della difesa integrata. Nel caso di difesa integrata, pur essendoci una discreta pressione, il vigneto si presenta bene, in particolare naturalmente la domanda è legata alla presenza di peronospora. Nel biologico la situazione è un po' più preoccupante. Questa è una delle classiche annate nelle quali effettivamente la scelta dell'ambiente di coltivazione diventa fondamentale qualora si volesse perseguire un determinato tipo di coltivazione che, come ci ha ricordato anche prima il presidente De Martini, è sempre più apprezzata per certi mercati. Quindi anche qui, in funzione anche di questi cambiamenti climatici, la scelta di determinati ambienti per svolgere una coltivazione in biologico diventa fondamentale. Flavescenza dorata non è tanto il mio campo, però quantomeno ho fatto un paio di domande, perché sappiamo come in particolare nella parte orientale della regione sia un problema in questi ultimi anni veramente importante. Abbiamo sentito prima dal primo intervento dal direttore Fregone di Veneto Agricoltura quali sono gli sforzi sia della regione sia di Veneto Agricoltura per cercare di limitare il diffondersi di questo fitoplasma, dunque della manifestazione dei danni. Gli intervistati, il 50% per fortuna degli intervistati ci riporta una manifestazione dei sintomi un po' inferiore rispetto alla passata stagione. L'altra metà, circa nessuna differenza, è un 10%, un po' meno del 10% superiore alla passata stagione. Questo quindi ci dà un pochettino cortezza di tutti quegli interventi di lotta obbligatoria che sono stati un po' regolati dalla regione nelle passate stagioni. Non è sicuramente una guerra vinta, non è neanche una battaglia vinta, ma quantomeno una direzione corretta che è stata intrapresa sia dagli organi competenti regionali, da Veneto Agricoltura, ma anche dai viticoltori, che abbinando interventi agronomici come rimozione delle piante infette a seguire i bollettini della regione, ha permesso quantomeno di controllare l'insetto vettore del fitoplasma della fluorescenza dorata. Abbiamo poi anche chiesto se oltre ai 2 trattamenti obbligatori si prevede di eseguirne ulteriori. La maggior parte ci dice di no. Chi ci risponde di sì naturalmente è legato poi al numero di catture che verranno eseguite con le trappole cromotopiche, quindi a seconda del numero di catture si valuterà la possibilità di eventualmente intervenire ulteriormente. Chiudo un attimino con questa mia solita slide che ci ricorda un pochettino come siamo messi quest'anno rispetto a un po' a uno storico e ad alcune annate che sono state particolari sia dal punto di vista climatico che dal punto di vista produttivo. Il grafico, per chi non l'avesse mai visto,
è una linea di diversi colori. Se prendiamo il 1964, dal 1964 al 1990, vedete che il primo 108 giorni indica il periodo dall'inizio dell'anno fino alla data del germogliamento. Il 55 è l'intervallo tra il germogliamento e la fioritura, 67 è l'intervallo tra la fioritura e l'invaiatura, 41 è l'intervallo invece tra l'invaiatura e il giorno della raccolta. Vedete come quest'anno sono passati appena 86 giorni dal momento dell'inizio dell'anno fino al germogliamento. È sicuramente il dato più anticipato che abbiamo avuto fino ad oggi. 58 giorni si è allungata invece quella fase che va dal germogliamento alla fioritura, naturalmente con tutte le ripercussioni che sono poi legate, più si allunga questa fase più la si allunga in un momento in quale è stata caratterizzata da elevate piovosità, ha messo un pochettino anche ha reso un po' più difficile la gestione del nostro vigneto. Questo naturalmente proietta ormai la data di fioritura all'inizio della vendemmia intorno alla terza settimana di agosto per varietà precoci come il Pinot Grigio, dal 19 al 23 agosto, 19 per la parte del Veronese e 23 per la parte del Trevigiano. Privilegiando naturalmente prima i vigneti più giovani o quelle che eventualmente avranno dei problemi dal punto di vista patologico.